ha telefonato una mamma la quale era disperata poiché la figlia di 15 anni non riusciva ad avere accesso al profilo Instagram e diceva che sua figlia era veramente disperata. Allora ragazzi, mi sono fatta veramente due domande alle quali credo non ci siano risposte. La prima è perché una ragazzina di 15 anni si deve disperare per il problema dell'accesso a un profilo Instagram. La seconda è perché una mamma si debba disperare perché la figlia di 15 anni è disperata per questa cosa. Rimango sempre molto interdetta e davvero mi spiace doverle dire certe cose perché probabilmente io non sono la persona giusta. Consideriamo che a 8 anni, e vi garantisco che a 8 anni moltissimi bambini hanno un profilo social, a 8 anni già ti ho autorizzato a mentire per crearti un account. Quindi il messaggio che ti sto dando a 8 anni è che se devi fare una cosa che ti conviene, puoi anche mentire, perché tanto non succede nulla. Poi non puoi dirgli sei troppo piccolo per fare certe cose, perché o sei piccolo o non sei piccolo. Ragazzi, il problema è la famiglia non è più capace di dire no. Noi abbiamo avuto mamme che ci rispondono che a 11 anni danno il telefono ai propri figli perché altrimenti mio figlio dentro casa mi fa la guerra. Allora io mi chiedo, dov'è che abbiamo sbagliato? Quando i vostri genitori vi consegnano in mano un telefono, vi stanno consegnando un'arma. Le parole uccidono. Noi andiamo nelle scuole e abbiamo cominciato a dire i nomi dei ragazzi vittime di cyberbullismo e vorremmo che fossero messe le pietre d'inciampo per ogni ragazzo morto, perché così ci ricorderemmo di loro e non sarebbero soltanto un articoletto di cronaca. Edith, 8 anni e mezzo, si è impiccata in un armadio. Matteo, 11 anni, si è impiccato nella sede degli scout. Stefano, 17 anni, si è buttato giù da un ponte. Amanda, 16 anni, ha bevuto la candeggina perché le dicevano fai schifo. Eliana, 15 anni, si è buttata sotto un treno perché lei ha voluto che il suo corpo fosse fatto a pezzi, perché la sua anima era già a pezzi. Ma noi non ce li ricordiamo, sono soltanto un trafiletto di cronaca e noi andiamo oltre. Tutto quello che facciamo è mettere un mi piace, un like, un fai schifo, un non vale niente e la gente ci muore, e la gente si uccide e noi andiamo oltre, sempre più veloci. E i bambini non sanno neanche allacciarsi le scarpe perché i genitori sono troppo impegnati a dire cattiverie su un gruppo WhatsApp. I gruppi WhatsApp delle mamme, ragazzi, sono l'aberrazione del genere umano. Abbiamo fatto un evento nel quale chiedevamo la liberatoria per effettuare delle fotografie. Qualche mamma ci ha detto no, i bambini di 11 anni non è il caso. Chiedevamo a questi bambini chi di loro avesse un social o chi di loro avesse un canale TikTok, ce l'avevano tutti. Allora la fotografia sul sito Questura di Reggio Calabria no. Tuo figlio che balla sul canale TikTok va bene. Io mi faccio davvero qualche domanda. Ragazzi, io mi rivolgo a voi, siete più grandi, siete più consapevoli, proteggeteli perché hanno davvero bisogno. Da soli non ce la fanno. Gli è stata data una Ferrari e non sono in grado neanche di arrivare ai pedali. Non dovremmo essere qua, io non dovrei essere qua a rendervi 20 minuti tristi quando fino a 5 minuti fa ridevate.
vogliamo venire nelle scuole, andare nelle scuole, semplicemente a ripetervi: ragazzi, quando accendete il telefono, quando accendete un device, connettetevi con il mondo, ma soprattutto connettete il cuore. E ricordate sempre, qualsiasi cosa facciate adesso, sempre nella vita, io sono l'altro. Grazie.